sindaco, quali novità per quanto riguarda la fase 2 ad Aquileia? Più che novità, finalmente un ritorno alla normalità, nel senso che l'altra settimana la Fondazione Aquileia finalmente ha riaperto le archeologiche e dal 2 giugno invece finalmente i visitatori potranno rientrare in contatto con la nostra incommensurabile eredità culturale e visitare i musei e le aree basilicali. Questa è una cosa che fra l'altro su cui abbiamo lavorato molto, nel senso che abbiamo fatto dei tavoli e abbiamo introdotto un progetto molto innovativo che è il progetto Slow Aquileia e che ha coinvolto tutti gli attori che hanno deciso assieme di adottare dei protocolli per far sentire i turisti al sicuro, però logicamente mettendo in evidenza quelle che sono le peculiarità del territorio. Abbiamo coniato un hashtag che è il lusso della bassa densità. Questa è una caratteristica del territorio di Aquileia, ma è una caratteristica in realtà anche di tutto il Friuli Venezia Giulia e siamo convinti che potrà essere un ottimo inizio proprio anche per ragionare sul fatto che la crisi possa essere una possibilità per il futuro. Insomma, una goccia nel mare ma positiva. Dobbiamo assolutamente avere uno sguardo positivo. Noi come istituzioni dobbiamo trasmettere questo anche alla comunità che attualmente vive purtroppo quelli che sono gli strascichi di una crisi e probabilmente che si protrarrà anche nel corso dell'inverno, ma dobbiamo trovare le soluzioni e questa è la nostra mission per cercare di ottimizzare anche le cose negative per trasformarle in qualcosa di positivo ed è su questo siamo impegnati giornalmente in maniera costante. Possiamo dire che quella che è stata la quarta città dell'impero romano, ma soprattutto la culla della friulanità, un messaggio chiaro e trasparente. Un messaggio chiaro e trasparente, bisogna ricominciare, dobbiamo ricominciare a vivere perché questo è importante, dobbiamo farlo logicamente seguendo le regole, ma dobbiamo farlo in maniera proprio precisa per non ricadere nei divieti che hanno rovinato gli ultimi 3 mesi e hanno rovinato la nostra economia e dobbiamo ricrearla. Partiamo da basi nuove e questo è uno stimolo che sicuramente noi non vogliamo perdere di avere e soprattutto di trasmettere.